38 focolai in Veneto, il virus c'è ancora ma mette meno pressione sugli ospedali. Oggi il punto della situazione del governatore Zaia e sugli ammassamenti in discoteca dice nessuna giustificazione. Sarà pronto nel luglio del 2021 e sarà l'ospedale veneto più votato alla tecnologia e alla robotica, nonché policlinico universitario. Oggi è il sopralluogo al cantiere della futura cittadella della salute. Il caso dell'abitazione occupata abusivamente da una donna a Monastier, lo sfogo della famiglia proprietaria della casa, le autorità trovino una soluzione. Dopo la maxi rissa tra minori, Montebelluna ancora al centro della cronaca, 25enne aggredito e picchiato da un rapinatore, il bandito arrestato dai carabinieri. Grave incidente della notte a Valladi, Riesepio X, auto con a bordo 2 ventenni esce di strada e si ribalta, a Casale sul Sile invece autocarro in un fossato. Dopo la proposta del sindaco di Montebelluna Favero ai nostri microfoni, la disponibilità del sindaco di Treviso per una cerimonia laica che ricordi lo storico presidente di Fondazione Cassamarca. 3 appuntamenti in prima serata su Antenna 3 dal 29 luglio, vi racconteremo la seconda edizione di Magic Show, lo spettacolo che riporta a Treviso le situazioni più incredibili. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque in attesa del bollettino serale dell'azienda Zero sull'emergenza coronavirus. Il punto oggi della situazione è tornato a parlare dopo alcune settimane di silenzio il governatore del Veneto Luca Zaia, lo ha fatto di nuovo alla protezione civile di Marghera, ed è un punto della situazione che racconta questo, racconta di un virus che c'è ancora e lo testimoniano 38 focolai attivi in Veneto, ma fa meno paura soprattutto se si guarda la pressione sugli ospedali. Questa è la fotografia che parla anche di maggioranza di nuovi casi asintomatica, ma anche, come abbiamo anche raccontato nei giorni scorsi, di un virus e di una positività che spesso, sempre di più, riguarda i quarantenni. Sentite. Il virus non se n'è andato, sicuramente, e dopo lo vedremo, dà dei segnali diversi da un punto di vista clinico rispetto a questa invernata. I dati del resto lo dimostrano, soprattutto se si raffrontano con quelli del 18 maggio, primo giorno della fase 3 con la riapertura quasi totale delle attività commerciali. Se i positivi oltre 2 mesi fa erano 18.950, oggi sono 19.825, un aumento di 875 unità su un totale di 38 focolai presenti attualmente sul territorio. Una crescita lenta ma graduale, soprattutto in queste settimane di luglio con l'arrivo di casi importati. Ma la vera cartina di tornasole, ripete Zaia, è quella delle terapie intensive. 18 maggio erano 22 positivi e 29 negativi, somma 51. Oggi abbiamo 6 persone in terapia intensiva, tutte negative, e siamo a meno 45 rispetto a quel 18 maggio. La pressione sugli ospedali quindi è limitata, lo stesso virus ha decisamente cambiato target. 70% dei positivi asintomatici, sappiamo che l'età si è abbassata del positivo, siamo arrivati a 40 anni, abbiamo scalato di 20 anni. Vorrei ricordare che questo dato è un dato che si spalma a livello nazionale. Una situazione, sottolinea Zaia, monitorata fino ad oggi attraverso l'esecuzione di 1.184.000 tamponi, e questo nella speranza che vengano validati i test rapidi elaborati dal dottor Roberto Rigoli. Ovviamente siamo in attesa della validazione, se mai avverrà, del tampone rapido, ma non perché è diventato un vezzo, perché, scusate, qualcuno forse non ha capito cosa accadrà con l'autunno, che chiunque ha un colpo di tosse, un fiato e febbre, un po' di mal di gola, chiederà il tampone. E questo anche in vista della riapertura delle scuole, nelle ore in cui sta prendendo forma la bozza di protocollo tra Ministero e sindacati che prevede test a campione sugli studenti e un medico di sorveglianza per ogni istituto, per non parlare delle distanze. La scuola veramente rischia di essere il vero tema dell'autunno-inverno. Dopodiché ci sono dei temi rispetto alla scuola che sono quelli del distanziamento sociale all'interno delle aule durante la lezione. Insostenibile, cioè modalità insostenibili. Ci sono poi le immagini di assembramenti nelle discoteche del Veneto, in particolare dal muretto di Jesolo, che hanno fatto il giro dei social nel weekend. Netto il giudizio. Io penso che un assembramento del genere non abbia nessun tipo di giustificazione, punto.
È il caso del muretto di Jesolo che abbiamo raccontato ieri nel corso del nostro telegiornale di Treviso, sentendo peraltro in diretta anche uno dei gestori della discoteca. Ha ovviamente aperto il dibattito e ha allargato il dibattito anche alle altre discoteche. Scene simili si sono viste non solo al muretto di Jesolo e stamane in diretta avevamo il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, che dice che la situazione va trattata con realismo. Sentite perché. Non dobbiamo essere ipocriti. O queste attività in qualche modo si tollerano che siano così, ovviamente con tutte le precauzioni che abbiamo detto prima, o altrimenti si devono chiudere. La chiusura deve essere fatta a livello nazionale, ovviamente, e i gestori devono essere in qualche modo rimborsati dei danni che hanno. Gioca a carte scoperte il sindaco di Jesolo, che di fronte alle immagini del muretto squarcia quello che lui stesso definisce un velo di ipocrisia, soprattutto nei riguardi della vita notturna, motore tra l'altro dell'economia jesolana. Una difesa del proprio operato era arrivato anche dai gestori del noto locale. Mi è stata data una capienza di 2.970 persone. Io ne ho fatte 2.060. È normale che se poi la gente ad un certo punto si sposta tutti insieme, io posso controllarla, ma fino a un certo punto. Ma scene simili si sono registrate in altre discoteche del Veneto, dal Kings Club sempre di Jesolo al Playa Loca di Castelfranco. Rimanendo a Jesolo è delle ultime ore un nuovo caso confermato dallo stesso sindaco, stavolta in un ristorante, positivo un bengalese. E adesso il locale, l'ASL farà i controlli di tutte le persone che lavoravano all'interno del locale, chi andava in cucina, oltre che gli aiuti anche i camerieri, e dopo intanto momentaneamente credo che l'ASL la chiuderà. Episodi che per il primo cittadino non vanno però enfatizzati. Io capisco il primo periodo, ma adesso tutti quanti ci dicono che dobbiamo convivere, allora conviviamo e stiamo tranquilli e basta. Chi ha il virus è positivo, è come avesse l'influenza o purtroppo qualche altro male che nessuno ne parla mai e che ce ne sono tantissimi, anche che muoiono adesso. Per fortuna dei virus non muore più nessuno o quasi nessuno. Il tema delle discoteche molto acceso, molto caldo, è al centro del sondaggio che abbiamo lanciato nel corso dei nostri telegiornali. Vi facciamo vedere allora il quesito che vi stiamo chiedendo, e cioè resta in discoteca, chiuderle, giusto chiuderle come soluzione, quindi questa quello che vi chiediamo. Il vostro parere sì, 0422 162 6691, se invece per voi non è giusto chiuderle, 0422 162 6690. La chiamata, come sempre, lo ricordo, è gratuita, non preoccupatevi se sentite il numero occupato, soltanto il fatto di fare il numero farà registrare il vostro voto, e vi ricordo che il risultato poi del sondaggio ve lo mostreremo a Ring questa sera nel corso del nostro consueto talk show del lunedì sera. Questo dunque è il quesito che tornerà, poi lo vedremo durante il nostro telegiornale. Nel frattempo, proprio per chiudere sulla questione Covid, vi leggo, ed è appena arrivato il bollettino dell'azienda Zero, il bollettino diciamo del pomeriggio, della seconda parte della giornata, che quindi va ad aggiungersi a quello della mattina, con nelle ultime ore più 4 casi positivi. Uno di questi lo vedete a Treviso, va ad aggiungersi ai 15 casi della notte, quindi per un totale di 19 casi nell'arco delle 24 delle ultime ore, insomma, della giornata. 735 casi attualmente positivi, 2069 i deceduti, con 17.025 negativizzati. Si registrano però, ecco, lo vedete, un più 3 decessi nelle ultime ore. Questo è quanto ci dice il bollettino dell'azienda Zero della serata, diciamo del tardo pomeriggio. E adesso restiamo in tema sanitario, però, per parlare del futuro. Parliamo del 2021, quando sarà pronta la nuova cittadella della salute. Oggi un sopralluogo importante. Come vedete siamo ormai al tetto. Oggi inizieremo a fare il resto, poi si lavorerà all'interno. Io sono convinto che per luglio, come chiedeva il Presidente, 2021 i lavori saranno finiti e poi entro l'anno porteremo all'interno le unità operative. Quindi avremo un ospedale all'avanguardia non solo nel Veneto ma in Italia.
Sopralluogo al cantiere della nuova cittadella della salute a Treviso per il governatore Luca Zaia, accompagnato dal direttore generale dell'USL 2 Francesco Benazzi e dal sindaco di Treviso Mario Conte. È stata l'occasione per fare il punto sullo stato dei lavori, ricordando le tappe che hanno rallentato la tabella di marcia, dalla variante urbanistica alla questione parcheggi, dal blocco per la bonifica allo stop dovuto all'emergenza Covid. Ma ora il cantiere prosegue a pieno ritmo. È un risultato straordinario perché in questo caso abbiamo avuto a che fare con il peggio che può produrre la burocrazia, ha spiegato il presidente Zaia, che ha parlato di un giorno di festa perché si vede nascere un ospedale come questo, il primo in Veneto che guarda al futuro, votato alla tecnologia e alla robotica. L'edificio 29 con i suoi 60.000 metri quadri suddivisi in 6 piani rappresenta il cuore della cittadella. Tutta la parte tecnologica dell'ospedale, dove ci saranno alte tecnologie e, come ricordava il presidente Zaia, il CyberKnife, cioè quell'apparecchiatura che ci aiuta a operare il cervello senza tagliare, quindi è una cosa straordinaria che ce l'hanno pochissimi in Italia. Sta nascendo un policlinico universitario, ha voluto sottolineare chiaramente il governatore Zaia, ribadendo che la facoltà di medicina dell'Università di Padova è pronta a ricevere le iscrizioni su Treviso già per l'anno accademico 2020-2021. Sanità trevigiana pronta dunque a giocare un ruolo di primo piano a livello regionale, come già dimostrato durante l'emergenza Covid. E proprio sul fronte coronavirus la situazione nella Marca resta sotto controllo, ma i casi in aumento tra i giovani preoccupano e poco rassicuranti sono le immagini di assembramento e di mancato utilizzo della mascherina. Come ULSS ci stiamo muovendo con un'informazione forte che arrivi ai ragazzi, spiega il direttore Benazzi. Chiedo veramente ai giovani di avere amore verso se stessi e verso i loro coetanei, verso i loro familiari, e di utilizzare le normalissime norme che sono mascherina, distanza di 1 metro e lavaggio delle mani. Adesso torniamo a parlare di un altro caso che abbiamo raccontato ieri, e cioè la vicenda veramente incredibile della casa di Monastier, chiusa da qualche mese e occupata da una donna nello stupore dei proprietari. A raccontarlo adesso è la moglie del proprietario, che chiede all'autorità di trovare una soluzione nel prima possibile. Io chiedo che comunque chi di dovere si faccia carico di questa situazione per trovare una sistemazione a questa signora che probabilmente è in difficoltà, per liberare l'immobile e per il futuro dei miei figli. Chiede solo la serenità per la sua famiglia, l'autrice del post che sta facendo discutere tutta Monastier e non solo. Una vicenda singolare con al centro questa casa non più abitata da qualche mese ed improvvisamente da non più di 20 giorni occupata da una giovane straniera che afferma di aver pagato un affitto per questo titolata della residenza. Ma non c'è contratto per l'uso dell'abitazione, affermano i proprietari. La donna straniera non è residente a Monastier ma al Bolzano, non c'è alcun contratto a suo nome per la fornitura del gas, mentre addirittura la luce non è allacciata e per contarina qui non c'è nessuno che produce rifiuti da ritirare. In più il portone di casa viene chiuso con un lucchetto e non, come si dovrebbe, con le chiavi del portoncino. Abbastanza per una denuncia nei confronti della giovane straniera che nel frattempo continua da questa casa la sua attività di blogger con tanto di attrezzatura relativa. Una vicenda per certi versi semplice a guardare il profilo legale, ma nello stesso tempo complicata sotto il profilo umano per una persona che forse è stata raggirata e che comunque secondo Manuela Baro non può essere lasciata né in questa casa, che ha bisogno di manutenzione, e nemmeno in mezzo ad una strada. Ecco quindi l'appello al sindaco perché magari utilizzando gli spazi destinati da ogni comune all'emergenza abitativa dia seppur in via provvisoria un tetto alla straniera che comunque rischia una denuncia penale per invasione di terreni o edifici. Una storia che per Manuela Baro deve far riflettere chi, come nella sua famiglia, ha un edificio chiuso e non più abitato e non vuole essere costretto a murare porte e finestre per mantenerne il possesso. Perché non voglio che succeda la stessa cosa che è successa a noi, che succeda agli altri, unicamente per questo motivo. Colto da un malore, un 50enne di Roncade alla guida di un autocarro è finito in un fossato a Lugignano di Casale sul Sile poco prima di mezzogiorno, come vedete nelle immagini dei vigili del fuoco. L'uomo è stato liberato dai pompieri e portato in ospedale in gravi condizioni. Nella notte un altro grave incidente a Vallà di Riese Pio X, feriti una 21enne di Montebelluna e un 24enne di Riese Pio X. I due si trovavano a bordo dell'auto guidata dal ragazzo, uscita di strada e poi capovoltasi. Sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco, il suo è un 118 e i carabinieri, entrambi portati in ospedale. Le condizioni più gravi sarebbero quelle del 21enne. Ignote le cause dello schianto, si ipotizza un improvviso malore anche in questo caso, oppure una distrazione del conducente. A Montebelluna adesso, Montebelluna al centro delle cronache nuovamente, dopo anche il caso della maxi rissa tra minorenni. Questa volta parliamo di una aggressione a scopo di rapina particolarmente violenta.
Calci e pugni per rubare poche centinaia di euro. Protagonista di questo episodio di violenza un 24enne di origini marocchine pregiudicato e senza fissa dimora. Ieri sera nei pressi di un locale di piazza 4 Novembre a Montebelluna il giovane ha avvicinato un operaio di 25 anni del posto e dopo averlo aggredito colpendolo più volte gli ha strappato il borsello con all'interno 300 euro. Immediatamente è scattato l'intervento dei carabinieri di Montebelluna già impegnati nella zona nell'ambito dei servizi straordinari predisposti per monitorare e contrastare i fenomeni delinquenziali nelle aree più calde della città. I militari sono riusciti in pochi minuti a raggiungere il responsabile e ad arrestarlo. Nel frattempo il 25enne è stato soccorso, per lui contusioni multiple giudicate guaribili in 10 giorni. Resta dunque alta l'attenzione delle forze dell'ordine a Montebelluna dopo gli ultimi episodi di violenza che hanno visto protagonisti anche giovanissimi. Sarà eseguita nella tarda mattinata di domani l'autopsia sul corpo di Giovanni Gagno, l'80enne di Villorba morto al termine della lite con un ex vicino. Stamane il pubblico ministero Anna Andreatta ha conferito l'incarico al medico legale Alberto Furlanetto. L'esame autoptico dovrà chiarire e accertare definitivamente se la spinta data in un momento di impeto del 40enne di Ponzano, ora indagato per omicidio preterintenzionale, abbia davvero causato la caduta che sarebbe stata fatale poi all'anziano. Adesso parliamo invece di un appello da parte dei comuni trevigiani che chiedono a gran voce di poter utilizzare i lavoratori in stato di disoccupazione appunto in lavori socialmente utili a beneficio della propria comunità. La richiesta è emersa questa mattina all'assemblea annuale dei comuni della Marca Trevigiana. A lanciare la proposta è stata la sindaca di Maser, Claudia Benedos, che vediamo in queste immagini, proposta che l'assemblea ha condiviso e raccolto, dando mandato all'associazione di coinvolgere le istituzioni competenti. A fronte di molte persone in stato di disoccupazione che beneficiano dei sussidi previsti per legge, i nostri comuni, denuncia Maria Rosa Barazza, presidente dell'Associazione Comuni Marca Trevigiana, stanno morendo per mancanza di risorse finanziarie e di personale. In un momento in cui serve l'impegno di tutti per risollevare l'economia del Paese, poter impiegare chi beneficia dell'assegno di disoccupazione sarebbe un aiuto importante per le nostre comunità. Quindi questo è l'appello che viene lanciato dall'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana. Allora adesso dovremmo avere un collegamento dal Consiglio Comunale di Treviso che è in corso in questo momento. Allora restiamo in tema di amministrazione, collegandoci con Palazzo dei 300. Vedo già Lucio Zanato all'interno mentre il Consiglio è in corso. È così, Lucio? Sì, buonasera Nicola, buonasera ai telespettatori di Antena 3, siamo in diretta dal Palazzo dei 300, Consiglio Comunale dedicato alle variazioni di bilancio. In questo momento si sta votando, come vedete, la variazione per la verifica degli equilibri di bilancio e successivamente poi ci sarà invece la spiegazione da parte dell'assessore Zampese del programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e le variazioni e le modifiche. Sapete che lunedì scorso c'è stato un incontro molto importante direttamente con il sindaco per quanto riguarda i lavori pubblici che pare vadano avanti a rilento in alcuni quartieri. Ma adesso chiedo al Presidente del Consiglio Comunale Giancarlo Iannicelli di avvicinarsi naturalmente in distanza Covid, perché avete aperto ricordando l'onorevole De Poli. Sì, è un atto veramente venuto dal cuore. Io ricordo che l'onorevole De Poli, l'avvocato Dino De Poli, intanto ha fatto il consigliere e l'assessore molti anni fa, 60 anni fa, quindi a pieno titolo in questo luogo in cui si riunisce il Consiglio Comunale, ma poi è il personaggio che sicuramente ha influenzato, ha caratterizzato più gli ultimi 50 anni, ma in modo forte gli ultimi 30 anni dell'attività culturale non solo, ma non solo di Treviso, attività culturale. Spesso la cultura si usa strumentalmente per beghe nemmeno politiche, ma partitiche, e invece Dino De Poli, insomma, con dei fatti concreti, voglio ricordare solo, e questo basterebbe a indicare, a caratterizzare una carriera di un personaggio. L'università ha portato di nuovo l'università a Treviso, il teatro era qualcosa che non poteva continuare. Ecco, poi durante questa prolusione da parte del consigliere Zanini addirittura l'esposizione del vecchio simbolo della Democrazia Cristiana. Sì, ho capito lo spirito per ricordare la prima appartenenza, infatti fu anche un personaggio di spicco
di una corrente della Democrazia Cristiana, e fece anche l'onorevole a Roma, fu deputato al Parlamento, alla Camera dei Deputati. Ecco, si parla molto dell'idea di poter creare una sorta di funerale laico dopo quello che è successo venerdì scorso. Cosa dice il Presidente del Consiglio Comunale? Certo, questo si analizzerà, si vedrà. Chiaramente il mondo di relazioni, ripeto, che interessava il mondo culturale, perché voglio ricordare, per tanti scordano e non hanno ricordato, e questo mi dispiace, intanto per gli anziani, perché se la casa per gli anziani di Santa Bona è una struttura importantissima, ha avuto vita grazie anche alla sovvenzione, al contributo economico della fondazione, ma non solo, aveva l'anima, chi l'ha conosciuto, nessuno ne ha parlato, il Parco del Sile, quindi il verde, il green che va tanto, e tanti progetti, l'Oasi Cervara è stata possibile grazie all'apporto, alla sensibilità del Presidente De Poli. Ecco, allora adesso noi ringraziamo il Presidente del Consiglio Comunale, adesso noi ci vediamo un servizio per sentire cosa dice il Sindaco, intervistato oggi da Francesca Bozza, proprio su quest'idea di un funerale laico per l'onorevole De Poli. Mi metto a disposizione volentieri, così come dobbiamo trovare un luogo, una sala, un immobile, una piazza, qualcosa di identificativo da poter intitolare all'avvocato De Poli. Il sindaco di Treviso accoglie la proposta lanciata ai nostri microfoni dal primo cittadino di Montebelluna Marzio Favero, cioè quella di ricordare Dino De Poli con una sorta di cerimonia laica. Piaccia o non piaccia, è stata una figura importante per la nostra provincia, ha dettato interventi che hanno rilanciato la vocazione culturale della Marca. Ha spiegato Favero ricordando il ruolo che l'ex presidente di Fondazione Cassamarca ha avuto per la città, ma non solo. Sulla stessa linea il collega di Treviso Mario Conte, che rispettando la volontà della famiglia di una cerimonia funebre strettamente privata, insieme a tutta la città ora si mette a disposizione per rendere omaggio a Dino De Poli. Il funerale noi non ci siamo presentati perseguendo un po' le volontà della famiglia, e quindi credo che vadano rispettate. Dopodiché ogni forma che verrà trovata per ricordare l'avvocato De Poli e quello che ha fatto per la nostra città troverà l'appoggio del sottoscritto e della città di Treviso. Bene, allora noi torniamo invece in Consiglio Comunale, siamo con Roberto Grigoletto del Partito Democratico. Voi dall'opposizione come vedete questo funerale laico? Chiaramente noi rispettiamo la volontà della famiglia, questa è stata la scelta, certo stride un po' che un personaggio pubblico non abbia di fatto potuto avere il saluto di una città che comunque ha servito, e quindi stride sicuramente questo saluto. Ecco, voi durante la discussione del Consiglio Comunale avete toccato degli altri argomenti, il primo tra tutti Taraglio Est, cosa è emerso? Abbiamo chiesto al sindaco di farsi promotore di un'inchiesta pubblica come previsto dalla normativa, dalla legge regionale, e non c'è chiarezza riguardo le ricadute a livello di inquinamento dell'aria, di inquinamento acustico, non si valuta l'impatto e le ricadute che avrà sul traffico veicolare da via Veniera all'innesto sul Putto, non viene valutata nemmeno l'alternativa zero, cioè il non realizzare il Taraglio Est, poi allora gli svantaggi siano superiori ai vantaggi, e insomma per tutte queste ragioni abbiamo chiesto al sindaco di farsi promotore di una inchiesta pubblica, che siano i cittadini insomma a decidere, visto che lo strumento c'è ed è messo a disposizione. Un'ultima battuta invece per una discussione su Villa Vandenborre, di cui in questo momento si sta discutendo molto per il suo abbattimento. Sì, si vede il Mozzato, che a questo punto diventerà la nuova via Gluck, perché una villa così importante, insomma così storica anche, pur non avendo dei vincoli, comunque che venga soppiantata e al suo posto venga eretto un residence, decine e decine di appartamenti, mi sembra che sia il caso di dire basta sotterrare Treviso di cemento. Grazie, se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie a Lucio Zanato per questo collegamento, per questi ultimi aggiornamenti. Noi andiamo in pubblicità, poi parliamo di notti magiche. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso, al via il Festival Arte Magica, uno show sorprendente che unisce magia e anche mental coaching. Tema centrale la ricerca della felicità, e la Kermesse da mercoledì sera sarà trasmessa in prima serata proprio su Antena 3.
Notti magiche inseguendo la felicità in questa strana estate trevigiana. Si potrebbe riassumere così l'iniziativa che Comune di Treviso e Centro Marca Banca stanno portando avanti in questi giorni di fine luglio con la seconda edizione del festival dedicato all'incanto, il Magic Show, fra musei e piazze del centro per scoprire come essere felici. Un obiettivo davvero ambizioso, soprattutto dopo un periodo tutt'altro che facile. Il linguaggio dell'illusionismo e della magia sposa la psicologia legata alla ricerca della felicità. E proprio lo spettacolo della felicità sarà il clou della manifestazione mercoledì 29 luglio all'Auditorium Santa Caterina. Grande mattatore Walter Rolfo, uno dei più grandi illusionisti al mondo. Ci sarà il primo show di magia esperienziale interattiva. Cosa vuol dire? Che grazie a una scatola magica che è prenotabile online oppure acquistabile prima dello spettacolo si potrà creare le proprie magie. Dentro la scatola ci saranno degli oggetti e interagendo poi con le istruzioni che darà il conduttore appariranno proprio delle magie nella propria casa. Lo show sarà trasmesso in anteprima assoluta anche su Antenna 3 proprio mercoledì sera alle 21:15, così come saranno trasmessi sempre in prima serata gli spettacoli in programma il 30 e il 31. Il giovedì e venerdì un'altra anteprima perché questa volta per dare una mano al mondo del turismo ci sarà un tour magico attraverso i suoi luoghi, noi abbiamo detto più misteriosi ma in realtà sono 6 attrazioni turistiche di Treviso, dove sempre con la conduzione di Walter Rolfo alcuni tra i maghi illusionisti più importanti al mondo faranno delle magie raccontando poi la storia di questi luoghi. Primo appuntamento quindi da tenere a mente mercoledì alle 21:15 su Antenna 3. Mi raccomando, seguiteli perché l'effetto wow è veramente garantito. Dunque 21:15, ricordiamoci adesso le notizie dal Bellunese. Ed in primo piano c'è la mattanza di asini e pecore nell'ultima settimana in Val Belluna, la presenza del lupo che continua a fare paura, sopra le entiaie attaccati anche i cani da guardiania. Il sindaco di Borgo Val Belluna dice: temo adesso per la sicurezza dei cittadini. Ancora più importante, impellente interrogarsi sulla sicurezza delle persone, sulla sicurezza soprattutto dei bambini, perché ormai questo lupo arriva troppo facilmente vicino alle case, invade anche il costruito e l'urbanizzazione e quindi diventa secondo me un problema. La natura deve fare il suo corso, su questo non ci piove, ma quando in gioco comincia ad esserci la sicurezza della collettività è necessario iniziare un confronto pacato ma doveroso. Gli 8 branchi di lupi censiti in provincia di Belluno, il numero con tutta evidenza è in difetto, sono diventati un problema. La scorsa settimana in Val Belluna e in Alpago il grande predatore ha fatto a brandelli pecore e asini. Nel weekend a Malgagarda, nell'Ente Aiese, il lupo ha lottato ferocemente con 2 cani da guardiania rimasti feriti ma vivi. La situazione direi è drammatica perché ogni giorno ci sono capi predati e quello che vediamo sono che le misure di contenimento dei greggi come le recinzioni non sono sufficienti, ma nello stesso modo anche i cani da guardiania non sono sufficienti ad allontanare il lupo, anzi sono loro stessi vittime del lupo. La gente oramai esasperata, il copione è il medesimo dello scorso anno, ma con una dose di esasperazione alle stelle. Il primo cittadino di Borgo Val Belluna è preoccupato. Noi dobbiamo renderci conto che queste nostre aziende agricole che lavorano nel nostro territorio sono un presidio indispensabile. Io auspico che tutti i sindaci della provincia di Belluno facciano una seria riflessione su questo tema importante e che la provincia di Belluno, assieme alla regione del Veneto, possa in qualche modo far squadra assieme alla provincia di Trento e di Bolzano per chiedere a gran voce alla politica nazionale e alla politica europea delle misure di contenimento del lupo. Stefano Cesa chiede un monitoraggio più puntuale, una verifica sulle specie che vagano in Val Belluna, perché tra i lupi potrebbero esserci anche esemplari frutto di incroci e dunque in teoria ancor più pericolosi. Questo lupo deve essere anche analizzato con figure specializzate che possano dirci se questo è un lupo, una specie da proteggere, oppure se si tratta in qualche modo di specie imbastardite e che quindi va in qualche modo limitato. La cronaca: 2 persone sono rimaste ferite stamani in un incidente stradale accaduto attorno alle 9:30 a Ospitali di Cadore. Una Opel Crossland guidata da un 53enne di Santa Giustina durante un'inversione di marcia è andata a sbattere contro una moto Guzzi che sopraggiungeva dalla carreggiata opposta, come vedete nelle immagini. Il conducente della moto, un vicentino di 53 anni, ha riportato fortunatamente soltanto delle escoriazioni. Ben più gravi le condizioni invece della sua compagna di viaggio di 59 anni che ne avrà almeno per una trentina di giorni per fratture costali multiple. I rilievi di legge
sono stati eseguiti dai carabinieri di Ponte nelle Alpi. E poi ladri in azione nella sede della società sportiva Fiori Barpa Sedico. A ridosso del weekend, ignoti dopo aver forzato il lucchetto della porta sono riusciti a impossessarsi di un trattorino falciaelba del valore di circa 1.500 euro. Il presidente della società invece ha denunciato l'accaduto ai carabinieri di Sedico. Stamani invece a San Tommaso a Gordino i ladri sono entrati in un'abitazione dopo aver forzato una porta finestra. L'intrusione ha fruttato un bottino stimato in circa 1.000 euro in gioielli e monili in oro. Sabato scorso, infine, i carabinieri di Belluno e Longarone hanno arrestato un bellunese di 53 anni già ai domiciliari per l'espiazione di condanne relative ai reati precedenti. L'uomo è stato sorpreso a rubare generi alimentari in un supermercato di Longarone. A Cortina adesso, dove decolla lentamente la stagione turistica, anche se appunto la montagna resta la meta più gettonata di questa estate post-Covid. Gli ospiti sono soddisfatti e c'è un ottimismo moderato fra i commercianti. Diciamo che è iniziata un po' a rilento, c'è stata una carenza di entrate e soprattutto una carenza di persone per il corso, si nota anche. Un po' di gente di passaggio si vede il sabato e la domenica, ma non è mai decollata la stagione finora, in quanto gli italiani probabilmente sono gli stessi degli anni passati, forse un po' meno, ma mancano tutti gli stranieri. Qualcuno c'è, anche adesso io ho avuto degli americani, dei canadesi in verità più che, e qualcuno sta arrivando con molta calma, però molta calma. È un ottimismo col freno a mano tirato quello dei commercianti di Cortina che affrontano questo strano avvio di stagione condizionato dal post-Covid, lo struscio più sciccoso delle località italiane, complice anche una giornata uggiosa, pullula di turisti, chi per una toccata e fuga, chi al contrario per una vacanza rigenerante per il corpo e per la psiche. Da Trieste qua un weekend lungo, insomma Cortina è sempre piacevole venire. Poi con questa emergenza e Covid ci si sta vicino a casa, insomma, dai, quindi vacanze in Italia è vicina. In questo periodo che non si può andare tanto all'estero, la montagna può essere una valida alternativa. Da Mantova. Si voleva un po' di relax dopo quello che... Sì, un po' di aria fresca anche, non solo relax. Per turismo, sì, vacanza. Da dove viene? Arrivo da Piacenza. Cortina si sta preparando per l'evento mondiale del 2021, lungo la 51 di Alemagna i cantieri predisposti per il miglioramento della viabilità che rappresenta ancora una croce non solo per il turismo ma pure per chi in montagna ci vive e lavora. Mercoledì prossimo in programma un sopralluogo di ANAS sui lavori preceduto da un incontro con i sindaci in Magnifica con il numero 1 della società e commissario per le infrastrutture di Cortina 2021 Claudio Andrea Gemme. Mondiali 2021 speriamo tutti con le dita incrociate che si possano effettuare, in quanto già è saltata la più bella stagione che poteva esserci degli ultimi anni. Speriamo in bene, abbiamo appunto i mondiali nel 2021, vediamo come andrà e poi 2026 ci stiamo preparando. Torniamo a rivedere il sondaggio che abbiamo lanciato nel corso dei nostri telegiornali. Parliamo del caso degli assembramenti nelle discoteche, bisogna chiuderle, questo vi chiediamo. 0422 162 6691 se per voi è questa la soluzione giusta, 0422 162 6690 se invece per voi non è la soluzione giusta. La chiamata gratuita come sempre. E allora, l'abbiamo detto anche prima, il risultato del nostro sondaggio lo potrete vedere e sentire a Ring questa sera alle 21:15 come ogni lunedì, quindi torna il talk show sulla politica e non solo, condotto dal vice direttore Ferdinando Avarino. Questa sera gli ospiti sono Elena La Rocca del Movimento 5 Stelle, Stefano Busolin della Lega, Fabio Crea di Fratelli d'Italia, Andrea Zanoni del Partito Democratico, ma anche Paolo Benvenu, candidato presidente del Veneto con Solidarietà, Ambiente e Lavoro, e poi anche il sguardo e le indicazioni di Nicola Cesaro, giornalista. Questi dunque gli ospiti di Ring, allora davvero non mi resta che salutarvi, vi lascio al meteo, poi con Christian Arboit l'ultima parte della nostra informazione di oggi prima di Ring. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Anticiclone africano che entra nel vivo, bel tempo e gran caldo sull'Italia, ma vediamo nel dettaglio la situazione al nord-est per martedì 28 luglio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile giornata con il solleone, il cielo sarà sereno,
o velato. Tipica canicola estiva con clima rovente e afa, locale brezza sulle aree costiere. Temperature sopra la media del periodo, minime fino a 24 gradi, valori massimi compresi invece tra 31 e 35 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole un po' su tutti i settori. Vedete, il cielo sarà sgombro da nubi, non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime sui 30-32 all'incirca. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo anche qui un ampio soleggiamento, salvo per isolati acquazzoni di calore al pomeriggio, specie sui settori settentrionali. Temperature minime sui 19-20 gradi, massime sui 34-35 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.